Eccolo qua. Allora, marito e moglie, sì, come si chiama? Alessandro. Alessandro e Letizia si sposano quando? Martedì. Allora, 10 anni ce l'abbiamo fatta. 10 anni. Ragnatelo allora ci sono. Bravi. Qua. C'è uno praticamente che ha un sigaro lungo, guardate qui. E vuole dire qualcosa, attenzione. Sì, che il Cameron è una persona molto per bene, perché sa gustare le cose da mangiare, confermi? Perfetto. Ciao. Come ti chiami? Claudio. Di dove sei? Di Mazzara. A che ora sei venuto a ballare oggi? Verso le 2:30, capito? Sul tardi. Ma come mai vieni così tardi a ballare? Prima stiamo a mangiare la pizza, beviamo e poi si viene qua a ballare. Sei venuto in comitiva naturalmente? Sì, con la ragazza. Guarda. Sì, in comitiva comunque. Vabbè, buon divertimento, una buona continuazione. La tua trasmissione come la guardo sempre. Grazie. È troppo carina. Grazie. Ciao. C'è qua un ragazzo, vuole fare un saluto. Ciao. Come ti chiami? Vito, chi vuoi salutare in televisione? Alberto. Alberto? E Dito, dai. Voglio salutare Alberto. E Dito? Bravo Vito. Allora, ora stiamo per entrare naturalmente al bar. Ciao! Ciao! Come va? Tutto a posto, si lavora, sono un po' impegnata al massimo. Sì, infatti sono un po' stanca. Ma sei brava comunque, non me l'aspettavo. Grazie. Una macchinetta sembra, ti muovevi. Complimenti. Non sembra? Non sembra? No, diciamo a prima vista non sembra, però Grazie. si vede che sei brava. Grazie. Hai lavorato, si lavora parecchio. Sì. Tu hai lavorato? Sì, devo dire sì. Bravo. Ho fatto belle interviste. Vedi come si lavora qua, che ti rompono le scatole fino a... D'altronde sei una bella ragazza, per cui è normale che ti rompano le scatole. Grazie. Cos'è questo? No, non bevo. Va bene. In bocca al lupo e allora un buon proseguimento, ok? Grazie, buon lavoro anche a te. Grazie. Conosce un cuore solitario. Dove sta? Dov'è? Vieni. Andiamo. Attenzione, c'è un cuore solitario. Dove sta? Ciao. Come ti chiami? Laura, piacere. Come ti chiami? Laura. Sì. Mi ha detto l'amico tuo che sei un cuore solitario. No, non è vero. Sono impegnata. Con chi? Con questo ragazzo. Sono impegnata con questo ragazzo. Tu sei il suo fidanzato? Sì. Da quanto tempo? 7 anni. 7 anni, quando vi sposate? Alberto, lui vuole fare il malandrino. Hai capito? Cosa? Vuole fare il malandrino. Non è vero! Vero. Ma come l'ho fatto? Allora, se ti chiedessi una prova, me la dai? Sì. Dai un bacio in bocca. Ciao. Non va!
Come ti chiami? Matteo. Di dove sei? Mandana del Ballo. Ascolta, la fidanzata ce l'hai tu? No. E tu? No. Siete singoli tutti e due? Siamo gay. Datevi un bacio, vediamo. No, in bocca. Che schifo! Che schifo! Io la mia altezza deve piacere a me. Deve piacere a te. Deve avere un carattere, non deve essere troppo gelosa. Ho capito. La prima cosa. La prima cosa. Mentre per Bionda, occhi azzurri. bionda, occhi azzurri. E Formosa. 180 kg. Formosa. Bravo, è grossa? No. No, però che è grosso. Va bene. Allora, se in tal caso la vedo in discoteca, dove vi posso trovare? No, ci puoi trovare in pista. Vabbè, allora cosa mai vengo là? Sì, ok. Vabbè, Piacere, ciao. piacere. Piacere mio. Ciao. In bocca al lupo. Spero che la troverò. Garantito, tranquillo. Ora mi faccio il giro, va bene? Ok, grazie. Ciao. Allora, vediamo chi è che posso intervistare. L'amico un'intervista, qua, là. C'è un amico tuo che mi vuole parlare? Sì, là. Dov'è? Ciao, mi volevi parlare? Sì. Allora, aspetta che... Volevo dire già che fra 2 mesi mi sposo. Con Tra lei. 2 mesi ti sposi? Sì. Con lei? Con lei. Ah, sì? Caterina. Caterina? Di dove sei, Caterina? Di Mazzara. Di Mazzara. Quanto tempo è che conosci lui? 2 anni. Come ti chiami tu? Giovan Battista. Giovan Battista e Caterina? Sì. Quanti anni c'hai, Giovan Battista? Io 23. Di dove sei? Di Mazzara. Mentre tu? 20. Sei sempre di Mazzara. Sì. Allora, ascolta, quanto tempo è che vi conoscete? 2 anni, come ha detto lei. 2 anni. Sì. Com'è che vi siete conosciuti? Stato amore a prima vista. A prima vista. Che cos'è che ti ha colpito di lui? Tutto. Tutto, ma una cosa in particolare. Lei lavora in pneumoteca, no? Quindi io ci andavo là come tu- cliente, capito? Esatto, tu quindi, E quindi- per mangiarti un panino, Esatto. Da mangiare il panino io. esatto, te l'hai fatto tu. Certo. Scusa per provarci, giustamente. Era un quindi- panino molto particolare. Sì. Comunque, un panino oggi, un panino domani, poi è scattato il colpo di fuoco. Sposare. E adesso vi dovete. E quando saranno le nozze? Tra 2 mesi. Tra 2 mesi. Tra 2 mesi. Complimenti, auguroni grazie. allora. Allora ve lo date un bacio in onore dei telespettatori che vi stanno guardando? Sì, certo. Un bacio. Bravissimi! Grazie. Bravi! Grazie. Complimenti Grazie. ancora, ciao! Bello! Un saluto, non so. Noi salutiamo alle nostre ragazze che l'abbiamo qua vicino. Qua, va. E noi abbiamo tutte le persone. Salutatele per televisione così quando si vede nel programma. Allora salutiamo Vitalba